Questa è la leggenda della maledizione di Cadario. Tra realtà e fantasia avrebbe comunque origini lontane. Nel 1478 il palazzo viene commissionato da Giovanni Dario, importante funzionario ai vertici della Serenissima, all'architetto Pietro Lombardo. Passa poi in dote per il matrimonio tra la figlia Marietta e il ricco mercante Vincenzo Barbaro. La leggenda dice che il marito di Marietta subisce però un crollo finanziario e poco dopo viene accoltellato. Lei, scioccata, si uccide e il figlio cade vittima di un agguato a Creta. In realtà questi fatti non sono mai accaduti. Cadario resterà alla famiglia per oltre 3 secoli, venendo venduta nel 1836 a un commerciante armeno di pietre preziose, Arbit Abdol. Si dice che questo vada in rovina poco dopo, costretto a cedere il palazzo per un valore ad oggi di soli 82.000 euro all'inglese Rawdon Brown, che lo rivende 4 anni dopo, provato dai costi di ristrutturazione. Nel 1896 lo compra la contessa Isabelle Gontran della Bouin-Plevin, che lo abita fino a quando non contrae una grave malattia che la costringe a lasciare Venezia. Nel dopoguerra, Cadario viene comprata dal miliardario americano Charles Briggs. Discriminato per la sua omosessualità, lascia la città e si rifugia in Messico, dove dicono poco dopo si uccide con l'amante. Nel 1970 il conte Filippo Giordano delle Lanze acquista il palazzo, ma viene ucciso dal suo amante. Il fatto fa scalpore e contribuisce molto alla leggenda della presunta maledizione. Si dice che il colpevole venga poi ucciso a sua volta a Londra. Cadario viene presa da Kit Lambert, manager dei The Who, però diventa sempre più dipendente dagli stupefacenti che lo portano alla rottura con la band, ad un arresto e al tracollo economico. Muore poi per una caduta in casa in Inghilterra. Passata la proprietà a Fabrizio Ferrari, questo ospita politici come Kissinger e Andreotti, imprenditori come Silvio Berlusconi e vari attori, ma Ferrari viene poi accusato dell'aggressione di una modella e sua sorella muore in un incidente stradale. Il palazzo passa al finanziere Raul Gardini, coinvolto in Tangentopoli, si uccide a Milano. I The Who tornano protagonisti di questa storia nel 2002, quando il bassista del gruppo John Entwistle, soltanto una settimana dopo aver affittato Cadario per una vacanza, muore di infarto. Oggi Cadario pare essere in vendita per 18 milioni.